Buongiorno a tutti ragazzi, ancora un vortice di bassa pressione collocato sul Mediterraneo occidentale, quindi tra pochi minuti ragazzi ci sarà maltempo diciamo in Sardegna, quindi sulla Sardegna orientale con qualche temporale e anche qualche nubifragio atteso sulle coste del Morese, quindi col passare delle ore poi anche in provincia di Olbia, nel Golfo degli Aranci e sull'isola della Maddalena, quindi diciamo possono diciamo, colpire anche e comunque alcuni tratti settentrionali e centrali interni, quindi massima attenzione in Sardegna. Anche attenzione ai forti venti che risulteranno burrascosi dai quadranti meridionali, specialmente sull'area ionica, calabrese e pugliese, dove sono attese a momenti, ragazzi, forti mareggiate sui litorali esposte. Sempre, diciamo, in queste ore la pioggia potrà coinvolgere la Sicilia orientale, tutta l'area ionica calabrese, Basilicata e gran parte della Puglia, quindi sarà proprio un vortice di bassa pressione, diciamo, sotto proprio il Mediterraneo, quindi sotto la Sardegna e sotto la Sicilia, quindi ci potrà essere qualche temporale a carattere anche temporalesco intorno a Catanzaro, Crotone, Taranto e Lecce. Poi, giustamente, per gran parte della notte perderà la sua potenza e quindi la situazione tornerà normale. Quindi si tratterà solo di questa, in queste ore fino a stasera. Quindi il Dipartimento della Protezione Civile ha prorogato per la giornata di oggi l'allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria, su parte della Sardegna, su alcune zone dell'Emilia-Romagna, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia. Quindi se avete dei dubbi potete visitare anche il bollettino nazionale sul Dipartimento della Protezione Civile. Quindi allerta arancione su alcuni settori di Calabria e Sardegna e allerta gialla in 7 regioni, quelle che vi ho detto, quindi avviso di condizioni meteo avverse, quindi temporali e venti di burrasca al sud, quindi però il sud non Campania, non si parla del sud a livello di Sardegna e Sicilia e lato ionico in effetti, quindi la fine dell'Italia diciamo, per essere più per intenderci tanto. Sul resto dell'Italia, ragazzi, sarà vento, qualche nuvolosità, qualche temporale passeggero, qualche parte al centro, invece al nord ci sarà la nebbia, come abbiamo già detto prima. Quindi diciamo che questa cosa di maltempo è uscito proprio adesso, che questo vortice si pensava che andava diversamente, invece sta colpendo, diciamo, la Sardegna e colpirà anche la Sicilia. Quindi può darsi che già sia in corso, perché già parlano che sono in atto, quindi secondo me già sta piovendo. Come sempre ragazzi vi auguro buon appetito, anche se ci manca un'oretta più o meno qua, però ci sentiamo dopo oppure in pomeriggio, vediamo che cosa riusciamo a trovare. Voglio fare un aggiornamento più o meno sui terremoti, voglio vedere la situazione come sta, dopo semmai faccio un aggiornamento sulle scosse di terremoto, che vediamo se le cose sono calme o ancora continua a tremare. Voglio vedere la Sicilia, che ultimamente la Sicilia era quella lì per il fatto del vulcano che si è svegliato, vediamo se ci sono novità, anche perché è difficile trovare qualche aggiornamento di questi tempi, quindi se lo trovo lo faccio. Buona giornata a tutti e a dopo ragazzi.